Buonasera a tutti e a tutti. Ben chiattats per queste puntate di Viaggio in Friul, una trasmissione curata da Arlef, Agenzia Regionale per Lingue Furlane, in collaborazione con Telefriuli. Voi offevelarin de presince de lingue furlane in due ambiti un'evora importanza per qualsiasi lingue, la scuola e il mondo des arts, vale a dire dal teatro, dal cinema e de musiche. Per farlo ho vinto in studi con noi William Cisilino, direttore de Arlef, Francesca Battistuta dal sportello regionale per lingue furlane e Marco Torresin, anche lui de Arlef. Entrando da Urmant al cur dal primo argomento, domandin a Cisilino. C'è molto funzioni l'insegnamento delle lingue furlane a scuole in tenestre regioni? Allora, l'insegnamento delle lingue furlane si fonda su due leggi, la legge statale 482 dal 99 e la legge regionale 29 dal 2007. Il funzionamento è abbastanza semplice. All'inizio di ogni ciclo scolastico i genitori possono domandare l'insegnamento delle lingue furlane per i loro figli e appunto che al ven domandare l'insegnamento lo fanno per 30 ore in un anno scolastico. Dicono che gli insegnanti che insegnano lingue furlane a chi che lo domandano sono più o meno 1500 e sono iscritti a una lista che è stata emettuta in PIS de regione e che per entrare bisogna avere determinati requisiti. Allora è importante ricordare anche che l'insegnamento delle lingue furlane hanno lieve ore che altre materie, perché fa parte dal 20% del curriculum scolastico che viene deciduto su fondo locale. E troppi sono gli sfamei che si elgin l'insegnamento delle lingue furlane per i frutti? Il numero è un reale perché se ho chiacchierino dalle scuole di infanzia e primarie, assin sul 76% dei genitori e avviene anche di considerare che giuntando i frutti des medis arrivino a 40.000 di loro che ogni anno ricevono l'insegnamento delle lingue furlane a scuole. Grazie Cisilino. Come convinsi in tutto, ogni settimana un gran numero di docenza all'insegna a miliardi di frutti e fantazzi la lingue furlane. Per questa ragione ho domandato a due maestri, Clara Putelli e Enza Purino, di contarnos qualche aspetto dal loro mestiere, ma soprattutto des ragioni che li sporting a insegnare furlan. Lo vin fatto con questa intervista doppia. C'è molto ti clamis tu? Mandi, io sono Enza Purino. Mi chiami Clara. Du là insegni tu? Insegni alla scuola dell'infanzia di Sunviele, Istituto Comprensivo di Feagne. Insegni a scuole primarie di Castellons. Di 1 a 10, troppo ti plasi fa la maestra di furlan? 10. 11. C'è dopris tu per insegnare il furlan? Io uso una metodologia CLIL che ho i dopri la lingue per poter insegnare qualsiasi contenuto, quindi che la roba primaria, dopodiché si dopre la svolta il computer, la LIM, però so riduce che io faccio qui frusso che di far manipolare, di imparare tramite il fa. Duzze corrivi. Da me voce, da me gestualità, dal mio entusiasmo che è anche un'impresa, a duce che può offrirmi la multimedialità, quindi il computer, internet, ho proprio anche la radio quando andai occasione, i videos, duce che può conventarmi. Qual è il strumento che ti ha fatto di Bia dell'ore che lo hanno inventato? Il correttore ortografico, perché ti aiuta tantissimo. Ovviamente tu hai di sapere e conosci la grafia e la grammatica furlane, però che lì ti aiuta in effetti a vedere dove che tu hai fatto il fallo. Sicuramente il strumento dal club Lenghis Ladin è un'impresa che permette di lavorare col computer, con l'ordinatore, con i frus e sarebbe bello che tutti i messaggi di furlan in corto potete doprare che strumenti a scuole, a loro classi. Di 1 a 10, troppo ti fanno sta bene i tuoi arlevs? 10. 11. Qual è la roba più brutta che ti hanno dite sull'insegnamento al furlan? Una persona ha avuto il coraggio di dire che è meglio non insegnare la lingua furlane e che quindi i genitori sarebbero meglio che mettono l'opzione no anziché sì. Oh, c'è coventie. Qualsiasi sei robe che tu ti insegni sono frutto, andà un so per sé.
per far crescere dei frus che diventeranno degli oms e che non diseranno mai mazzecoventi a insegnare furlan. Quale è stata invece la tua soddisfazione più grande? Mi ha fatto veramente tanto piacere quando anche due genitori, un genitore mi ha detto, un papà mi ha detto, maestre Enza, sono contento perché i miei figli hanno imparato a tabà furlan con te. E la madre di un'altra frutte che mi ha detto, Chiale, io non sai, ma tabai talmente bene il furlan e a passi da un codice che l'altro, dal furlan all'italiano e all'inglese, con una facilità estreme, cioè io che hai raggiunto. È stata di una mare di mare lingue arabe, in prima da un progetto multiculturale, avevo infatti lavorato ai frus, oltre che in italiano, inglese e furlan, anche in arabo, e quando l'anno dopo io ho attaccato a fare furlan, perché avevo fatto il corso, e ieri è arrivata e mi ha detto, io voglio mio figlio imparare tua lingua perché tu sei stata brava con mia lingua. Perché insegni sul furlan? Lui che dici perché insegni tu furlan, io domanderei che succederebbe se tu non tu insegneressi furlan. Se io non insegno in furlan, i frus a crescere diventeranno oms, diventeranno paris, nonos, e un domani un loro nevoti domanderà ma tu sai tu calere furlan? E lui risponderà sì, ero nelle lingue che si tabaiava tanti tempo fa, e tu le sa tu? E lui dirà di no, perché non me le hanno insegnate. Ma che risposte chi avrà tutte le tristezze di un uomo che aveva la possibilità di avere un tesoro, una parte di un tesoro, non importa se grande o piccolo, e qualcuno ha deciso per lui di non passare. Allora, insegni furlan perché sono nasciuta e cresciuta al Friuli, sono di Marilenghe furlane, e hai fatto tantissimi corsi di lingue furlane, di grafie, di letteratura, di storie, e mi sto appassionata. E poi tu impari, e poi tu fai, e mio ritorni a dare a trasmettere la passione di insegnare anche la lingua furlane. Di conseguenza la formazione, l'imparare e la ciri robe che non tu conoscevi sono veramente il motore di tutto. Ringrazio per buon un'evore gli smestri Clara Putelli e Enza Purino per la loro disponibilità a condividere con noi le loro esperienze a scuole. Te interviste ho visto che l'insegnamento al furlan non covente dome a portare in davanti la nostra cultura, ma al dà anche tanti vantaggi cognitivi. O domandi a Francesca Battistuta, c'è vantaggio può di nove i nostri sfrutti in grazie dall'insegnamento delle lingue furlane? Allora, disin che cresci un frutto in un contesto plurilinguale e dai la possibilità anche di fare un percorso a scuole, là che vengono favelati plurilingue, è un lavoro importante e dà una serie di vantaggi sia di cognitivi che metacognitivi che sono dimostrati anche di studi scientifici. Tra i vantaggi che ho potuto menzionare, ovvero per esempio la facilità che ha un frutto in tal passù una lingua. E questa è perché il cervello non fa distinzione fra una lingua piccola e una lingua grande. Già su le lingue insomma con facilità. E dopo disin che un frutto che cresce in un contesto bilinguale ha rinforzito le sue competenze anche intellettive. Tal dettaglio, per esempio, un frutto bilinguale arriva a lei più alle svelte e con più facilità rispetto a un frutto monolinguale, perché arriva a accettare in maniera più svelte la corrispondenza tra le lettere scritte e il suono da lingue favelate. Con di più sono anche le competenze selettive che permettono di passare di un compito a di che l'altro, che hanno dei vantaggi. Di fatto, se un frutto è usato per più lingue, ha anche più facilità a passare di una lingua a di che altre. Un ultimo vantaggio, anche questo è un lavoro importante, è la capacità del frutto di crescere con una tolleranza più larga rispetto anche a quelle che sono le altre culture presenti dal mondo e anche dai punti di vista più diversi. Ma c'è suggerimento podino ai genitori che vogliono crescere i frutti con due lingue, tanto che il furlan e l'italiano, per esempio? Allora, i consigli che ho potuto dare sono questi. Se si tratta di una famiglia che dome un genitore al fevele furlan, o dovrà il metodo di una lingua un genitore. Venga stai, per esempio, la mari a fevelara furlan e il pari al fevelara italiano. Se invece tutti i due genitori a fevele in furlan, a feveleranno queste lingue
in famè e anche fuori da famè e si passerà a un'altra lingua dove se necessari. Un fatto vero importante di ben in immenso è che un frutto non fa nessuna distinzione fra le lingue e è un vero importante che tutti i lingue che vengono fevelati in te famè vengono preseati in te stesse maniere. E anzi, in condi questo è importante che per esempio il furlan venga fevelato sia in famè ma anche fuori, dove in queste maniere il frutto potrà crescere per da bon e qui sia i teams in una maniera bilinguale. L'Arlef, come agenzia regionale per le lingue furlane, emette in vore tante azioni per promuovere e sensibilizzare all'uso delle lingue furlane qui frutti. Cisilino, quali sono i principali progetti che l'Arlef porta in avanti su questo conto? Un progetto riguarda proprio Telefriuli e alle Maman, una trasmissione per i fruttins e anche per i loro genitori, con anche dai cartoni animati che vengono mandati in onda. Un altro progetto è quello del nostro sito internet, che è una versione di audio, per esempio audiolibri o videos, o anche libri che si possono chiamare o giochi proprio per i frutti. E infine un progetto che teniamo a lavoro è crescere con più lingue, stiamo vedendo proprio qualche prodotto che riguarda quel progetto qui. Si tratta di un protocollo d'intesa che viene siglato con tutte le aziende sanitarie che sono presenti sul territorio furlan e all'Arin e all'IN a regalare a tutti i neogenitori di questo territorio una valisute dove che mettiamo dentro dei materiali per capire molto fevelà in più lingue in famè e se il furlan poi di fevelà per furlan c'è molto fa adoperare le varie lingue che sono in famè e dopo vengono messi dentro anche dei gadget e dei materiali per i frutti che appunto sono chi che stanno scurrendo in questo momento. In questa maniera vogliamo proprio educare al plurilinguismo fin dalla prima fase di vita che è appunto l'infanzia, perché se non si tacca via per infanzia a fevelare il furlan, dopo è un po' difficile richiapparlo. Grazie. Si vede dopo di una piccola pausa. Ben chiatati a Viaggi in Friuli. Dopo dal mondo delle scuole, il nostro viaggio si viercia a un nuovo territorio, che è il desarts in lingue furlane. La prima, che chiappin in considerazione, è il teatro. Contare la storia del teatro in poco tempo è per da buon difficile, ma per avere un'idea di troppo ore che è stata, ho domandato a Paolo Pattui, autore e studioso del teatro furlan, di contarnos i momenti più importanti che hanno fatto la storia del teatro furlan. Anche in Europa e in Italia il teatro si chiave fuori dal contesto religioso al diventa teatro laico, anche in Friuli cominciano a avere testimonianze di test teatrali, sono dialoghi o contrasti, no? che testimoniano già queste volontà di fanarsi un teatro laico furlan. Hermes di Colloredo è l'autore sicuramente più importante, però sono due momenti veramente fondamentali della storia del teatro furlan. Il primo Luvin alla metà dal Ottocento, no? Anche in Italia si comincia a fevelare di Nazione Unita, di Patria, di Italia. Proprio in quel momento in Friuli, anche per contrastare queste tendenze unitarie, si rivendica una specificità dal Friuli. E il teatro furlan ha una forza importante in queste azioni. Avvini i test di Lazzarini, di Leitenburg, è il teatro furlan che al nas per da bon con una volontà proprio specifiche di fevelare dal Friuli. Secondo me è importante, Luvin dopo il secondo dopoguerra, la Cecca italiana in 60 e 70,
in Friuli è un contesto in cui si legge la storia dal Friuli e dai Furlans da un altro punto di vista, ovvero senza storia, la quinta storia dal Friuli. Anche il teatro al contribuisce con Pasolini, con Candoni, con Ciro Angeli a fevelare dal Friuli e dai Furlans con tutte le modalità nuove che si disbrighe via da tradizione che voleva il Friuli Sotan e sito. Tu vas a votare? No! È stato per sé! Perché sei una femmina! Il nostro teatro Furlan è un teatro che non nasce sotto un'influenza di mitologie, di storie, no? È un teatro che nasce sempre in contemporaneità. Chiaramente il testo dal Votcent dopo arriva fino e non sconta una storia dal Votcent, ma i nostri autori Furlans hanno sempre scritto di un problema che stava attorno, per fevelare alla loro int col teatro di un problema particolare, quindi una contemporaneità che al sottolinea come pare il teatro Furlan al sede fondamentale fevelare proprio dal problema concreto che l'autore al Sint e il spettatore al va a teatro. È una forma di resistenza a una società che dal mercato, che in Friuli invece arriva a contrastare manco un tic. E grazie proprio anche al teatro, perché gli autori teatrali furlans che scrivono in UE hanno dentro dal sangue queste idee di resistenza, di originalità, di barriere quindi la globalizzazione. Toresin, dall'intervento di Paolo Pattuia le sta citato Pierpaolo Pasolini e ho saputo che il suo dramma I Turcs dal Friul per il teatro Furlan ha segnato un momento fondamentale. Perché è così importante? Allora, è stata scritta il mese di maggio del 1944, però è stata mettuta al scansel per tant tempo e è stata pubblicata dal 1976. I Turcs dal Friul è un atto unico, drammatico per Furlan, è una testimonianza dall'interesse precoce di Pasolini per il teatro, che è stato forte e fertile dagli anni di sua gioventù. Al conte dalla venuta dai Turcs in Friul dal 1499, che sono arrivati anche a Casarsa, e una testimonianza è la lapide votiva dal 1529, che si può lanciare moviodi al di voi dalla Iglesia di Santa Croce. Pasolini voleva dare alla sua comunità arcaica una cusince della sua storia e tradizioni e lo fa con tanto del travagli, dei problemi che ha portato il vedi vivi di Pardì con i nemici che hanno portato la sua comunità a dividersi in due fronti che erano in contrapposizione tra di loro. Comunque abbiamo veduto, l'atto è stata scritta nel 1944 e quindi è chiaro che i Turcs sono una metafora dai nazisti che erano arrivati in Friuli in quell'anno. Per Pasolini stesso, che è la mia opera per Furlan, siamo al conte Gianfranco Daronco in una sua lettera dal 29 di novembre del 1945, e è anche importante soffermarsi sul regista che è stato adoprato perché non aveva un sfumaturis folcloristicis e dialettali, ma dome un registro tragico. Sono stati tanti le mettute in scena di che storie, la prima dal 76 di Rodolfo Castiglione, dal 77 di Gianni De Luigi, dall'86 di Paolo Mezzacapa De Cenzo, ma la più importante è che del 95 di Elio De Capitani. Che opera è stata tanto importante per il teatro per Furlan, dunque le opere di Renato Appi, di Luigi Candoni e di Alviero Negro, è andato un sburt per il teatro per Furlan per Ian Savigny. Sentin come la voce di un altro rappresentante al Teatro Furlan, un autore e regista nominato, Massimo Somaglino, che nos conta proprio le importanze che hanno avuto i Turcs dal Friul in te sue carriere. Io ho attaccato a recitare in Furlan dal 1995, con anche Elio De Capitani, alla mettuta in scena I Turcs dal Friul di Pierpaolo Pasolini. Elio De Capitani è un regista milanese dal Teatro dell'Elfo di Milano e mi visi che dai voi di tutte la compagnia dall'Elfo, di Elio, dalla Lucilla Morlacchi, che era a recitare con noi, e di tutto il gruppo, dai loro voi, io devi che loro chialavano il Furlan, la lingua furlane e tutte queste storie, come una sorta di piccolo tesauro. Dio di lui come
una robe straordinarie, mi ha dato la possibilità di tornare all'alu di un'altra banda, di un'altra maniera, passare attraverso di un voli forest, è stato per me un lavoro importante. Non si potrebbe scontare la storia di un piccolo paesut dal 1499 a Casarsa, che di trovare una soluzione per schiampare o restare o insomma difendersi da questa invasione dai turchi, se non tu la conti spar Furlan, perché gli Peraulis, i Lux, i Nons, è la lingua che conta la storia. Io mi mangiava come colombe, come. Ogni popolo ha una sola lingua, no? E il teatro è una delle forme più importanti di comunicazione, una delle più antiche. E dunque recitare, interpretare personaggi in lingue furlane per me è una roba tanto importante proprio per far passare una lingua che resta vivarose, che può essere cambiate, una lingua cambia, si modifica, ad eventi, no? Il teatro è parte con sé questo cambiamento, perché lo mette su come se fosse una giacchetta, come se fosse un vestito, no? E attorno si mette in su un personaggio e poi neanche cambiarlo, non importa se è scritto in una maniera, se è scritto una parola, tu puoi cambiarlo, dirlo in un'altra maniera, dai un altro significato, poggiarlo sul presente e non sul passato. Questa è una grande responsabilità, un gran compito che gli attori e il teatro furlan ha. Massimo Somaglino, in che contributa al DIS che il teatro è una delle forme di comunicazione più importanti e più antiche, se non sa fevelata anche dal compito, delle responsabilità che gli attori e il teatro furlan hanno in tai riguardi delle lingue. Cisilino, dagli ultimi anni sono state varie esperienze che hanno cercato di mettere ad il migliore dal teatro furlan professionistico, prima con la farie teatrale e come col teatro stabile furlan. Sì, dicono che la farie teatrale è stata l'esperienza che ci ha permesso di fondare il teatro stabile furlan. Come che avvinci in tutto, il teatro furlan non ha come la storia di Bidine, li farsi, che Rubischi, con tutto il rispetto perché Rubischi, che sono bielis, mi divertiscono anche me, ma là sono ridotta una grande storia di teatri di livello, con grandi autori, come che avvinci in tutto, come che andano tanti altri lingue minoritari sono in Europa. Con l'operazione de farie teatrale furlane, che è stata promovuta un design in daur di bande delle province di Udin, si è voluto mettere ad un tutti i soggetti che si occupavano di teatri per furlan e di lingue furlane, proprio per far lavorare a un'idea di teatri professionali in lingue furlane. Si trattava di quasi 15 soggetti, no? Una roba di poco. Che esperienza lì ha prodotto tanti positivi riguardo il spettacolo Pieri da Brazzaville di Patui, che aveva anche sentito prima, ma non dome, anche il spettacolo Siums che è lato al Mittelfest e anche dalle pubblicazioni sulla storia del teatro furlan, dei reading poetics e via in davanti. Proprio che esperienza lì, come dicevi, non ci ha permesso quest'anno, al 2019, di mettersi ad un insieme soggetti, che sono l'Arlef, il Comune di Udine, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la Società Filologiche, l'Istituto Ladin Furlan, il CSS e l'Accademia Nico Pepe, per costituire un teatro di produzione professionistica in lingue furlane, che ha l'ambizione e l'obiettivo di produrre ogni anno e di far circuitare sul territorio regionale spettacoli di livello in lingue furlane. L'ambizione in realtà è anche più grande, perché sarebbe anche che derivare a partire qualche di quei spettacoli lì fuori dal Friuli e magari anche fuori dall'Italia, un po' come che stanno facendo proprio di un anno in qua una compagnia di attori professionisti SARS che hanno fatto la versione sarde dal Macbeth di Shakespeare,
Macbeth si chiama, e che lo hanno portato praticamente a tor per tutto il mondo, come sono in Giappone, e in curta arriveranno anche qua in Friuli. Grazie, si fermi un po' per une piccole polse. Benchiatazza, viaggi in Friuli. Dopo di aver fevelato dal teatri, come ho fevelato di une altre arti importanti per le furlane, il cine. Francesca Battistutta, quando nasce il cine furlan e come si sviluppa? Ho potuto dire che il cine furlan attacca nel 1981 con la pellicola Maria Zeff di Vittorio Cottafavi, che veniva da fur dall'omonimo test di Paola Drigo dal 1936. Dopo si spostano in anni 90 è ovvio che la crescita delle qualità e delle quantità dei prodotti cinematografici per Furlan è cresciuta un'evore. E questa è anche in grazie delle mostre dal Cine Furlan che vengono organizzate per prime volte dal 1988 dal Centro Espressioni Cinematografiche, il CEC di Udin, con due obiettivi principali. Venga stai la promozione delle produzioni cinematografiche in marilenghe, ma anche la voglia di far conoscere che sono i prodotti di questo settore al pubblico. Alle in questo periodo che avvengono in fur, si fanno conoscere registi che dopo diventeranno registi a team plen e autori anche innominati. Ho menzionato nome qualche dun perché città Iuduccia è impossibile. Ovin, per esempio, dal 1999 il primo horror per Furlan, I Dinci de Lune di Lorenzo Bianchini, che poi riproponerà un altro horror 2 anni dopo con l'Idri Squadrade di 3. Poi dopo ovin anche Lauro Pittini con una biofiction dedicata a Pieri Menis, ovin il documentario Farcadice di Luca Peresson e di Carlo Della Vedova. O citin anche Roberto Fasulo con Rumore Bianco. Ma come si scrive un test cinematografico o un dram per Furlan? Nos dà risposte a queste domande Alessandro Di Paoli, drammaturg e regista. Noi doprin la lenghe, doprin la nostra sonorità in tune forme artistiche, dove che non avvio dice che è possibile. Dove che non immagina anche dei scenari che non necessariamente sono legati a una linearità dal tempo, non necessariamente sono legati ad una omogeneità dal spazio. Noi possiamo immaginare un Friuli dal futuro, possiamo immaginare un Friuli dal presente, una storia concreta ma che è veduta di differenti punti di vista. E possiamo anche dai voce a tutte le realtà che non ha una voce in sé. Possiamo dare voce a pensieri che non si sono mai chiamati a avere un sunta realtà. Le varianti sono importantissime. Se noi non abbiamo le ultime importanti produzioni italiane cinematografiche, pensiamo per esempio a Lazzaro Felice, Dogman, Call Me By Your Name, Il Capitale Umano, dettagli di produzioni cinematografiche importanti, Perfetti Sconosciuti, per esempio. Se altri se lei sapeva di queste opere cinematografiche, si renderei conto che nessun personaggio ha avere realmente per italiano. Ogni personaggio ha tabai la sua lingua. Non sono due personaggi che avevano in compagno. Quando noi scriviamo un testo teatrale per Furlan, i vin di evitare che siano personaggi che avevano la stessa funzione e che avevano il stesso ritmo, che avevano la stessa voce, che avevano delle forme che rischiano di confondere. Regalino la matita ai partecipanti al laboratorio in Cistiel. Scrive un testo teatrale è come fa una fotografia, come le inquadrature che vedi in questo momento. Se guardi la Tialais è un'inquadratura che è costruita per contrasti, per luce. Il fatto che siano in contrasto, che siano oggetti di differenti colori, ci permette di notare che è dentro da inquadrature. Le stesse forme, quando volte scrivessi una scena teatrale, quando scrivessi anche una scena cinematografica, se è presente un contrasto,
che ha anche di sonorità, ha anche di paraules che vengono doprate, ha anche di ritmo, allora la scena funziona. Che contributo di Alessandro Di Paoli nos fa capire troppo che un'elenghe come che Furlane e può insiorare la drammaturgia. Dal sicuro anche da Urdi, c'è che vi ascoltato prima, in merito ai prodotti cinematografici dal team passato, la produzione Furlane è sempre in vore. O domandi allora a William Cisilino, qual è la situazione dal mondo all'audiovisivo e in Friuli e c'è si rapporti con i news di comunicazione? Ma gli audiovisivi sono arrivati a tenere teste ai mies tradizionali e a invadere in qualche maniera i news mies di comunicazione. Per ciò che riguarda i mies tradizionali, o riguardi i due lavori scalati resin fat Massimo Garlatti Costa sulla battaglia dei Predis per l'autonomia per la lingua furlane, Missus e Predis. Dopo chiaramente non arriverai a questi due perché sono veramente tanti. Per ciò che riguarda la televisione, mi piace riguardare i lavori che ha fatto Claudia Brugnetta per AI con due serie proprio basate sulla situation comedy. Un altro lavoro importante che ha fatto Heinz, un altro regista, è stato Giorgio Cantoni con Pluisclet, una serie di trasmissioni dedicate ai più giovani e caffè velling dai più giovani con il loro linguaggio. E dopo anche è un lavoro importante il lavoro di Dorino Minigutti, l'ultimo che mi viene di citare in TART, che è una serie anche qui di piccoli documentari sugli artisti furlans, su che è la loro vita e sul loro rapporto soprattutto con la lingua furlane da quel che a fasi. Se all'inizio invece dai news mies di comunicazione, soprattutto internet, il web, ma non dome, anche WhatsApp, tutti questi robi ska, avevano appena sentito l'intervista di Di Paoli, che è uno dei due fondatori di Felicima Furlans, con Tommaso Peccile, e proprio loro due hanno arrivato a creare dei prodotti che a fase ridi, però allo stesso momento a fase ridi in maniera intelligente, non scontate, con news mus di comunicare e che hanno avuto un gran successo insieme a altri prodotti collaterali che loro hanno arrivato a mettere ad un. Ultima roba, non vuoi dismentare, i cartoni animati, gli ultimi science avevano realizzato soprattutto non come Arlef, ma in collaborazione con altri soggetti privati, tanti cartoni animati che sono sia la versione per più di cartoni che esistono in altre lingue, sia avevano anche realizzato un cartone furlano al 100% che è Love Blue. Ecco, William Cisilino l'ha menzionato, Dorino Minigutti, regista e produttore che l'ha mettuto ad un evore di lavoro, e che col suo lavoro al dimostra la vitalità delle produzioni furlane. Come ho ascoltato un suo contributo proprio in conto di questo. I registi in Friuli, come diceva mio amico Pier Mario Ciani, Bertiule alle periferie di New York. Allora, al DDV, se in Friuli o in Patagonia, non cambia nulla dal punto di vista delle relazioni e delle possibilità, no? Di comunicare, di divulgare, di fare. Se Furlan invece come regista, ha il discorso di identità, delle dris, io credo di essere una persona che vive, che è nel sud qua, o hai un'identità che una schiera di robis che caratterizzano le storie, le culture, proprio le identità dal Friuli, e sei dentro di me, dentro delle mie sensibilità. Mio pari mi diceva con chi eri piccolo, con chi era smedi, scusa superiore, la todestie, perché eri, secondo lui, rigide. Certe volte si pensi che ai colpe si sono finite in Germania, perché a forza di Dimal mi sono sentita di selo. Io credo che al DDV non si può fissare sul discorso delle lingue minoritarie come rappresentative di un ghetto, no? Allora, io penso al mercato audiovisivo internazionale e le lingue italiane e nelle lingue minoritarie a livello internazionale. Le lingue dal cinema
è l'inglese. Allora, se un prodotto italiano là di sei sottotitolato per inglese, parlato al forest, io credo che anche il furlan, se di una lingua minoritaria come l'italiano, e al stesso modo ha le stesse possibilità di lasciare un mercato internazionale come il prodotto in lingua italiana. Ecco, non sono differenze, differenza sta dal contenuto e dalla qualità del prodotto. Gianni? Sei tu arrivato a finire il lavoro per caso? No, finì no, ma... Dal 2008 abbiamo fatto a Udin una convegna su lingue minoritarie e produzioni audiovisive a livello europeo e lì si aveva ragionato a produttori e broadcasters di mettere ad dai progetti in rete di scoproduzioni dove che ogni regione produceva un tocco e insieme si faceva una serie che diventa rappresentativa con un comune denominatore che è delle lingue minoritarie, indipendentemente dai paesi che sono coinvolti. Che roba che dopo i rade Murinte e sono un lavoro di esperienze soprattutto catalans, frison, galesi, che fanno coproduzioni, che comprano produzioni in lingue minoritarie che dopo traducono o fanno sottotitoli dai loro canali televisivi. Convintata l'idea di fare un progetto che diventava un progetto pilota che dopo si slargiava anche con altre produzioni dal forest. Si fermin per une piccole polse. Benchiatats, ostin rivant vers la fin dal nostri viaggi in tesarts dal Friul. Non si può fare un percorso di queste fatte senza fevelà de musiche. Il Friul è di sempre un contenitore di storie, culture, inquintris, lenghis e che ha dal sicuro creato una situazione fertile per proposte musicali. Ho domandata a Walter Colle, nominata antropologo e editor, di contare un salc sulla storia delle musiche furlane, taccando le musiche di tradizione orale. Quando si fevela di musica popolare, sarebbe migliore fevelà di musiche di tradizione orale, che musiche che venivano trasmittute di generazione in generazione in forma orale, non scritte. Dopo ho vinto che la musica di tradizione orale è un'espressione di civiltà contadine, una civiltà un'evore antiche, ma che è stata trasformata in maniera definitiva dopo qualche decennio in daur. E allora ho potuto inchiatare qualche olme di queste antiche tradizioni, ma è come un olme. La tradizione in origine è stata trasformata, modificata, omologata. Le prime volte dal Vocent, le culture romantiche ha voluto nobilità la cultura popolare. Il canto è diventato un canto armonizzato, il testo è stato insiorato di peraulis novis e allora la vilote, il canto popolare furlan, che era un evore popolare, un evore radicato, cultura del popolo, è diventato qualche roba di nobile, di culturalmente alto. Il secondo momento è quello del ventennio fascista, che ha folclorizzato tutta la tradizione popolare, le fa diventare una notte di colore all'interno di una cultura italiana, che non era italiana. Il terzo momento, un evore importante, sicuramente il momento più importante, è stato il dopoguerra, il boom economico, gli anni 50, ma soprattutto la diffusione dai mass media, perché hanno inciduto non solo sul repertorio musicale, ma proprio sul sistema di ascolto, sull'orecchio, su come si consumava la musica.
La musica è diventata un fenomeno globalizzato e la musica popolare è diventata omologata. Noi abbiamo anche una possibilità di Cyril Lidris delle nostre musiche. Lo possiamo fare con le registrazioni antiche, con le prime registrazioni che sono che dagli anni 50, a metà degli anni 50 sono le prime campagne sistematiche di registrazione in chiarnie. Poi dopo viene la nuova musica, la musica che nasce di tradizione, ma che altri. Da 76 ha avuto il terremoto. E allora ho potuto lei la storia delle musiche furlane, della produzione delle musiche furlane in altre maniere. Ho potuto lei la storia di un popolo che ha scominciato a avere di perdere la chiesa, di perdere il paese, di perdere la lingua, la cultura, e ha avuto voglia di tornare a Cyril Lidris. Ma grazie proprio all'evoluzione tecnologica, perché in quel tempo ho visto proprio un'evoluzione e la possibilità di produrre in maniera indipendente. Ho visto un popolo, la Int, che ha saputo a stesso tempo Cyril Lidris e a stesso tempo imparare a scrivere robe nuove. E la musica, anche la musica, oltre che cultura, ha avuto una svolta. Ha rinasciuto un fenomeno musicale che prima non era, sostanzialmente. Walter Colle, col suo intervento, nos ha dato un'idea di produzione musicale in Friuli, ma ho domandi a Marco Torresin, qual è la situazione per ciò che riguarda non solo la musica in lingue furlane, ma anche la musica in lingue minoritarie? Ho veduto che il Friuli è sempre stato un luogo dove si sono chattati culture, lingue, identità, etnie tan differenti tra di loro. Ma il Friuli è sempre stato anche al cuore dell'Europa e è diventato il luogo dove si chattano e si confrontano le produzioni artistiche in lingue minoritarie su scale europeane, grazie al Festival Suns Europe che va in denaro dal 2015. Però lo possiamo considerare come l'evoluzione di Suns, il Festival di Chansons in lingue minoritarie d'Italia e dell'Europa mediterranea, di Francia e Croazia, che è nasciuta a Udine dal 2009. Suns è un festival di arte, contaminazione, plurilinguismo, creatività e modernità e all'inciarne al sprog dall'Unione Europea unisce in diversità. E ogni anno partecipano centinaia di artisti e anche di spettatori che scovergono che hanno un legame forte con la sua identità e hanno una volontà di doprare la lingua minoritaria per fare qualcosa di nuovo. Ogni anno al band di Suns partecipano un lavoro di artisti e è sempre difficile cui fa arrivare in tali finali. Sore dalla competizione musicale sono anche tutta una schiera di altri eventi, di conferenze e di basso sul cinema, sul teatro e sulla letteratura. Perché Suns è anche una vetrina internazionale per le produzioni in lingue minoritarie e anche un'occasione dove che artisti che vengono di regioni differenti si possono chattarsi e programmare nuove iniziative. Suns ha l'appoggio di Arlef e della regione, è realizzata la cooperativa Informazione Friulane.0 e ha anche l'appoggio del Comune di Udine. È importante anche che ogni anno ha il patrocinio del Consiglio d'Europa, perché Suns ha una produzione, promuove la produzione di opere originali e anche ci permette di pensare che le lingue minoritarie non sono come un valore culturale e una diversità che promuove l'Unione Europea, ma può essere anche una risorsa importante da un punto di vista culturale. Insomma, la diversità linguistica tanto che è una risorsa creativa inestimabile. Ma perché scrivi e interpreti canzoni in lingue furlane e musiche contemporanee? Non si spiega l'inominata rapper Doro Ghiat. Tutti i rapper hanno il lorghetto, no? E tabai dall'orghetto, io vengo di Tumieci. Quindi tabai di Tumieci, ecco. La terra che sotto i pisi, vecchio sei lor confins e dopo a mangiare a dick da banda dalla stradisi con camurin i vis. Paesan, questa musica è viva e non tira i scarpesse nei ciccialci. La lenga è un ingrediente di un substrato culturale, no? Che è
da Pete di tutte le mie musiche. E che robe lì a salte fur, no? Quindi che sedi la lingua o che sedi semplicemente il fatto di tabaiare dal posto di una che vegni è una roba che è tan presente, sì. La musica che faccio io e in generale il rap avresti di essi un grun importante il messaggio. C'è che tu dici, queste canzoni, che la di quindi farsi capire è importante. Io sono dall'idea che il furlan la di essi un elemento distintivo dalla musica, non un elemento di isolamento. A diventare gli artisti per esprimersi meglio, per esprimersi di più, ma non ha di essi un limite al loro messaggio. Io ho cercato la mia musica di essi particolare, di essi io. È impossibile inventare, che dici, no? È già stato inventato tutto, e quello è vero. Però gli ingredienti che sono già stati inventati, come che tu facessi il misclicciotto dagli ingredienti, che robe lì hai la tua musica, la tua arca, salte fuori, il risultato finale ha di essi particolare. E quindi dopo come ingrediente per me il furlan è stato un mood di folk, di speciale. Se non soy attore di Vesol come gli azzalpadi, tu mi chiatti s'attor coi miei fradi. Alle biel, no? Anche gli speraulis che tu scegli, gli argomenti che tu scegli di toccare con la lingua furlane, che robe lì fa la differenza. Se ti tabai cioè so io, di Bosch, di Ayaron, di Ploe, dal Sorelli, il Chialdon, Schiaffoac, via l'estate. Sono questi robe schisse, le ha al nostro ambiente funziona benissimo. Il furlan va benissimo per le emozioni che è proprio te. E pare il discorso dalla natura, dopo la metafora naturale col furlan, che è la letà ambiente. Ma è una mia visione personale, pare il resto voi a sintude, non è roba che ragioni. E tanti scrive la canzone e dice no, magari chi sta bene per furlan, chi va bene per inglese, no, chi viene di farlo per italiano, dipende. Quindi come a volere su un canaiut che fa la trap per furlan. La trappa è tutta melodica, non ci muore, io non posso, sono rimasto vecchio. Però insomma volare qualche dum sicuramente a fare che roba lì, lanciamo un appello, no? Fantastico. E vi bisogna di uno che faccia trap per furlan, animo. Cisilino, allora il futuro delle musiche furlane è la trap? Non sai se sarà proprio la trap la nuova frontiera, però a part tutto ho sentito di sei d'accordo al 100% con Dorogliat, perché ho creduto che non se la musica furlane, ma chi sta anche perché satri sars, il teatro, il cinema, arrivino a chiappare su la sfida della contemporaneità a poter avere un senso per non furlans, ma anche perché gli altri ascoltino a le nostre robe, per la quale restiamo in spiete dalla trap per furlan. Il nostro viaggio in Tesarz dal Friul si siere. O ringrazio di cura i nostri ospiti in studio, William Cisilino, direttore de Arlef, Francesca Battistutta dal sportel regionale Pelenghe Furlane e Marco Torresin, sempre de Arlef. E o ringrazio di cura tutti che con la loro esperienza e conoscenza nos hanno dato modo di conoscere migliore il mondo delle scuole, il teatro, il cinema e la musica. Dunque, grazie a Clara Putelli, Enza Purino, Paolo Pattui, Massimo Somaglino, Alessandro Di Paoli, Dorino Minigutti, Walter Colle e Doro Ghiat. E ringrazio tutti voi altri per averci seguito. Buone serate.